Diciamo che Andrea Segre è una personalità tra le più interessanti della realtà filmica padovana ma nazionale, e mi sembrava interessante la proposta degli amici della Gershwin di creare uno spettacolo che lo rappresentasse attraverso appunto quella che è la cifra connotativa del novembre patavino, attraverso il suono e la parola. Più che mai la sua realtà filmica, lui dice: io non capisco molto di musica, leggo a fatica un pentagramma. Forse non è vero, ma lui lo racconta alla stampa. Diciamo che una cosa è certa: la musica è fondativa, è costitutiva della sua produzione filmica. Bello, però anche un po' troppo. Bellissimo. Cioè, maestro Ennio, È il maestro Ennio. Però questa cosa del piangere, gli archi non ce l'erano, gli archi? No, gli archi non ce li avevamo, però abbiamo cercato. No, sì, però io capisco, io mi ricordo anche che mi sono anche emozionato comunque. Però le lacrime, i baci, bianco e nero. Questo fa. Si può fare anche qualcosa di diverso. A dire il vero, quando ci siamo incontrati, tu non so, forse avevi questo, forse ce l'avevamo tutti e due, no? Beh. Però io avevo un'altra cosa in testa. Facciamo vedere subito. Facciamo vedere. I can't come here to stay. One night stand you could be. Dream your good love to me. 2 or 3 next meeting. The first one it will be 17 April, another one it will be 23 October. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Ci eravamo conosciuti perché in realtà tu ci avevi già avevi sentito un pezzo che aveva la parola Malombra dentro. Sì, quella era la scusa. Ah, ottimo, bene, almeno lo scusa. What them want is for them. What them need is for them. Give them what them want it.
نزل بحر كفتن توبعزنا ميديترينيان سي هاتيني تتقعزنا. Allora tu prendi la fisarmonica. Io che vado a farmi un giro, o che lascio stare, o che prendo la fisarmonica su. Io oltre alla fisarmonica ho un'altra passione che sono le macchine e i motori. Certo. Assim, vídeo ali, sabe, kufukuza. mananihin kuwa karan layligiisa anigoona xaga eebaan
নবী কে পাথর মেরে হাজার করিল খুন নবী কে পাথর মেরে হাজার করিল খুন। A me piace molto il silenzio che c'è dopo, no? Cioè il silenzio che c'è intorno e il silenzio che c'è dopo. E c'è un dialogo forte e intenso che Marian ha con un collega, Salvatore Rumeno, in cui discutono anche del problema degli zingari bengalesi, cioè del fatto che da quando sono arrivati pure i bengalesi nel cantiere per i rumeni è diventato difficile. Ovviamente non, il problema per gli italiani sono i rumeni, altro pezzo di italiani sono i torroni e il gioco continua da anni e anni. E quindi il silenzio finale di Marian, che sembra quasi aver ascoltato quella canzone, per me era un passaggio molto importante narrativo ed è il motivo per cui ho dovuto bocciare un pezzo musicale che in realtà Sergio aveva costruito intorno alla preghiera di Abu, che è il protagonista di questa scena, che era un pezzo che mi piaceva molto. Donde viveva i goti, giocando la spinetta e a di giochi. Mi gode le fugasse e quelle di Malaghena, go camminavo per terra, via Fusina. Sergio Marchesini e Francesco Raggi. Doniamo ad Andrea Segre, i musicisti e anche i rappresentanti dell'Associazione Emilio Marcella, lo Stelle di Fuoriporta, Libere Limerick, insomma tutti quelli che vi hanno accolto prima, una bottiglia Magnum di Cabernet Sauvignon di una buona annata 2016 e un panettone classico della Giotto, e per festeggiare il Natale augurandolo sin d'ora anche a tutti voi. Grazie.